La collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equin Bar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggia la Cinta San Teodoro. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never. Prova riservata ai gentleman, una reclamale sui 1450 metri di pista in sabbia è stata ricca di colpi di scena, con due verdetti, quello della pista e quello dei commissari di gara. 10 cavalli al via, fra i quali San Marcos, che dava vita inizialmente a passarli un po' troppo allegri per la categoria, il quale prendeva vantaggio sugli inseguitori, capeggiati da Mastra di Scola. Lo sforzo iniziale del battistrada lo poneva in debito di ossigeno, ancora prima di completare la piegata conclusiva. Qui passa Mastra di Scola, interpretata da Luca Cuttu, che guadagnava allo steccato il comando della corsa. Al suo inseguimento si lancia Offsider e Carlo Sanna. All'ingresso in rete i due innescano un duello rusticano, venendo quasi a contatto, con Offsider che progrediva ma deviando la propria traiettoria verso l'interno, ostacolando in quel momento Mastra di Scola. I restanti 100 finali sono stati condotti saldamente da Offsider, che tagliava per primo il traguardo davanti al rimontante Mondorame e Daniele Zucca. Per il terzo posto concludeva Mastra di Scola a precedere San Marcos. Immediato il suono della sirena che lasciava in suspense l'entourage di Offsider, ma una volta interrogati Sanna e Cotto e visionato le immagini, i commissari decretavano il nuovo ordine d'arrivo che premiava Mondorame e Daniele Zucca, con Offsider che veniva distanziato dal primo al terzo posto, mentre avanzava al secondo Mastra di Scola. A fine gara le parole del GR Daniele Zucca. Daniele Zucca, pettinati. Battute a parte, hai trovato un successo, sei di secondo e te l'ho abituato. Ma ero già contento con il secondo, per l'annata che mi sta arrivando addosso, ero contento del secondo, però una vittoria strana che non mi è mai successa, però. Raccontaci un po' la corsa. Niente, ho avuto in generale. In generale è una partenza molto svelta da parte di San Marcos e nonostante comunque la partenza svelta anche il mio non ha preso una partenza bellissima, mi sono trovato lì terzo o quarto, avevo come punto di riferimento Mastra di Scola dal trainer, da Leonardo e niente, ho seguito Mastra di Scola, poi ho mosso metà curva, ho iniziato ad andarli vicino e niente, ho fatto una grande progressione, sono arrivato molto vicino Offsider, però sinceramente è una vittoria anomala, quindi non la so interpretare, però un gran cavallo, una grande progressione e forse. E fa anche la sabbia forse. Sì, con più dirittura sarebbe stato meglio sicuramente. L'impressione visiva un po' discorsi generali, anche al betting e che Offsider l'avrebbe portata comunque a casa. Sì, secondo me sì. Ok, ti arriva la seconda vittoria stagionale. Stagionale. Nel mirino c'è sempre quelle famose 30. In bocca. Sono lontane. Ne mancano 5, in bocca al lupo per questo. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale sponriver.biz e iscrivetevi al canale YouTube Sponriver Biz Channel.